Pronti? 1, 2, 3. Subito buono il segnale e dall'esterno si avvantaggia in breve Crinto Light che conquista la testa nei confronti di Numero Carisma, 5, Crinto però Light, Crinto Light squalificato. sulla piegata e viene quindi squalificato. In vantaggio dunque c'è Carisma dopo i primi 200 metri in 16,9, si sistema in seconda posizione Cedro Bro, all'esterno invece Colibri Jet va all'attacco, insiste dopo 400 metri di gara, Colibri Jet all'esterno del leader Carisma, attacca e ottiene il via libera dopo 500 metri. Più indietro segue Cedro Bro, poi Charlie Brown F che precede Caspian Play Font. Intanto i 600 in 47,4 con il favorito Colibri Jet che conduce nei confronti di Carisma. Cedro Bro concede invece un paio di lunghezze abbondanti ai primi due, 800 che se ne vanno in 1,2,5 con 15,1. Fin qui tutto molto lineare, a parte la rottura di Crinto Light che aveva conquistato il comando, perché Carisma ha poi concesso strada senza problemi a Colibri Jet e ora c'è la mossa esterna da parte di Caspian Play Font che progredisce dopo un chilometro percorso in 1,18,7. Caspian Play raggiunge il sediolo di Colibri Jet ed è seguito all'esterno da Charlie Brown F. Intanto il parziale in 15,3 davanti alle tribune, inizia l'ultimo giro con numero 2 Cedro Bro squalificato. Sbagliato intanto Cedro Bro e sono rimasti in 4. C'è l'attacco ora c'è anzi l'inserimento interno da parte di Carisma, perché Colibri Jet ha allargato, ha avuto un problema probabilmente di carattere che l'ha fatto allargare proprio sul finire della curva. Numero 1 Charlie Brown F squalificato. Intanto una squalifica anche per Charlie Brown F, restano in 3, in vantaggio c'è Carisma con Colibri Jet che si ritrova di colpo in seconda posizione e ora sbaglia. L'errore improvviso anche di Colibri Jet, quindi isolato in avanti. Numero 3 Colibri Jet squalificato. Carisma con una cinquantina di metri di margine in addirittura d'arrivo. E squalificato anche Colibri Jet, quindi sono rimasti in 2 praticamente del sestetto iniziale. Secondo posto per Caspian Play Font in una corsa sicuramente da dimenticare. 1,17,8 sul doppio chilometro, le buone notizie sono soltanto per Carisma ovviamente, che appunto 1,17,8 sul doppio chilometro, tutto fatto molto bene, ovviamente l'errore di Colibri Jet lo ha agevolato. Comunque c'è ancora un 34 a chiudere dopo un 31 di penultimo quarto, quindi bella chiusa per l'allievo di Manuel e Giuseppe Pistone. Manuel in salchi, Giuseppe dietro le quinte, la vittoria nettissima sul traguardo. Il secondo posto per Caspian Play Font.